Si può dire che gira tutto storto all'Akragas, che pur giocando bene, lo ha dimostrato anche ieri a Catanzaro, non riesce più a fare punti dopo aver perso l'impattibilità nel derby con il Siracusa, giocato, come è noto, in maniera anomala allo stadio Aretuseo. Dicevamo del gioco che potrebbe soddisfare e che invece continua a fare rabbia per i risultati. La prossima partita in casa, si fa per dire, è quella con il Bisceglie, che dopo la vittoria di ieri si trova rispetto all'Akragas avanti di 3 punti. A Catanzaro il solito vero gigante è stato Sepe, ma non è bastato per evitare l'amaro in bocca per la seconda volta consecutiva. Se si analizza il commento del mister Raffaele Di Napoli, si comprende l'amarezza per la sconfitta. Merito del Catanzaro per la vittoria, ha detto Di Napoli, ma la mia squadra non ha per nulla sfigurato e meritavamo di pareggiare. C'è tanto rammarico perché potevamo portare a casa un risultato positivo. Non cerco alibi, ha aggiunto l'allenatore. Abbiamo perso contro una grande del campionato. Sono fiducioso per il prosieguo della stagione. Fiduciosi naturalmente lo sono anche i tifosi, ma perché ci siano i risultati bisogna lavorare moltissimo su tutti i fronti, a cominciare da quello societario. Di Napoli, nel suo commento, fa riferimento alla fatica dei suoi giovani, i quali praticamente tra Siracusa e Catanzaro sono stati ore e ore sul pullman e anche questo ovviamente produce stanchezza. Tra le siciliane gode solo il Catania, vittorioso a Monopoli, mentre perde la Sicula Leonzio a Lecce e pareggia il Trapani che sbaglia un rigore con Muraro.